Ben ritrovati amici di Remi in Forcola. Quest'oggi vi parleremo della Sensa, una festa che è arrivata ai suoi 1000 anni, e per raccontarvi tutte le curiosità e le tradizioni siamo al Museo Storico Navale e con noi abbiamo Gilberto Penzo, che ha appena scritto un libro sulle navi veneziane, l'esperto degli esperti. Ma prima di tutto vi voglio lasciare alla regata di ieri, la regata della Sensa. E dopo le immagini delle gondole a 4 remi, la regata della Sensa, cominciamo a risalire negli anni, ad andare indietro negli anni e parlare un po' di queste tradizioni della festa della Sensa. Vi siete mai chiesti, dietro al Bucintoro, la barca più rappresentativa, che cosa c'era? Gilberto, quali erano le barche che accompagnavano il Bucintoro? Dietro questa nave di rappresentanza dello Stato veneziano c'era una moltitudine infinita di imbarcazioni. Basta vedere qualsiasi stampa d'epoca per vedere la varietà di navi da battaglia, per pattugliamento, commerciali, di privati, di ambasciatori. Naturalmente le più importanti erano le galee e le galeazze, che seguivano in ordine proprio gerarchico il Bucintoro, che si recava verso la bocca del porto del Lido. Quella più importante, la nave simbolo di Venezia, secondo me è la galea, che era il principale strumento di traffico e di guerra. Qui abbiamo alcuni modelli. Oh, guarda caso, qui proprio accanto a noi abbiamo questi bellissimi modelli, possiamo guardarli con attenzione? Questa è una ricostruzione del 1800 a cui risalgono purtroppo gli ultimi studi seri su questo argomento, che tra l'altro noi non abbiamo una storia, la stiamo scrivendo in questi giorni, la storia navale di Venezia. Questa è la ricostruzione della cosiddetta trireme veneziana. Non è la trireme quella che noi conosciamo, greca, con gli ordini dei remi uno sopra l'altro, ma erano 3 remi per banco. Non so se si può vedere in questa splendida ricostruzione i 3 galeotti vogavano tutti e 3 su un unico banco, però ognuno di loro aveva il proprio remo personale e vogavano naturalmente rivolti con la schiena verso prua, salendo con il piede sul banco anteriore e lasciandosi ricadere, utilizzando in questo modo il peso del loro corpo per tirare questi remi, che erano pesantissimi naturalmente. Una specie di step all'antica. Una specie di step che loro facevano, alcuni diciamo proprio non volontariamente, perché avevano anche la loro catena negli ultimi periodi. Devo dire che nei primi periodi i galeotti erano liberi, uomini liberi, e vogavano diciamo non incatenati ai loro banchi. Che modellini ci sono qui al Museo Navale? Sono dei modelli splendidi secondo me, ma io amo come questi oggetti, perché erano costruiti proprio all'interno dell'Arsenale di Venezia come progetti, come dicevamo a proposito delle barche veneziane. L'Arsenale di Venezia costruito per provare la barca in piccolo prima di costruire quella grande. Però noi abbiamo un frammento anche di un'imbarcazione vera, non un modellino. Guardate qui. Questo è uno dei pochissimi frammenti. Noi proprio siamo come dei Sherlock Holmes che raccolgono gli indizi, tracce di questa civiltà che non ha lasciato granché, diciamo, colpa anche nostra naturalmente, che non siamo dei grandi conservatori dei nostri beni culturali. E questa è una cortelà di galea, cioè sono 2 fianchi, sono simmetrici l'altro dall'altra parte naturalmente, che decoravano la cabina di poppa dove stavano i nobili, dove stavano i comandanti naturalmente a bordo. Erano, come vedete, scolpite, dorate, e naturalmente gareggiavano per avere le decorazioni più belle fra un comandante e l'altro della flotta. Quanti frammenti di questo tipo sono rimasti? Pochissimi, io direi che sono questi 2 qua, più un altro pezzo nell'altra sala, ed è questo, io insisto, è proprio una cosa incredibile. Infatti questo libro che abbiamo fatto sulle navi veneziane è proprio questa ricerca che facciamo delle fonti, cioè dei frammenti, e da questi frammenti il prossimo libro, spero, sarà la ricostruzione di una galea veneziana vera, per poter proprio far vedere materialmente agli studiosi come erano fatte queste imbarcazioni. Noi ricostruiamo molto poco le nostre imbarcazioni, si parlava di ricostruire il Bucintoro, e ricostruire invece una galea è una cosa così fuori di testa, impossibile. No, assolutamente, ci hanno battuti anche la Svizzera naturalmente, noi li prendiamo sempre in giro per il cioccolato e gli orologi a cucù, ma nel lago di Ginevra hanno costruito e vareranno in questi giorni una galea in scala naturale. Noi naturalmente siamo un popolo di chiacchieroni, ma come fatti purtroppo ne facciamo molto pochi. Ebbene in Svizzera hanno fatto una fondazione e quasi gratuitamente sono riusciti a costruire una galea di 40 metri. Naturalmente adesso la gente paga per andare a vogare a bordo della galea, a fare lo schiavo, diciamo, proprio per provare materialmente cosa voleva dire spingere un'imbarcazione a remi con dei remi lunghi 10-11 metri.
Beh, caro Gilberto, noi ci fermiamo qui per un attimo e vi lasciamo a un nostro servizio sempre sulle tradizioni veneziane, la voga e la laguna. Vi ha appassionato tutti quanti veneziani la sfilata della Senza, il corteo, però esiste una bellissima stampa che ci fa proprio vedere com'era il corteo tantissimi anni fa, nel Settecento. Esattamente, che navi si vedono in questa bella stampa? In questa stampa, dietro il Bucintoro, appunto, abbiamo una galea da Capodamar, cioè del comandante, poi una galeazza, la galeazza rossa, un'altra galea, la galeazza nera, e così via, poi tutte le imbarcazioni minori, le gondole degli ambasciatori, le gondole dei privati, alcuni battellini, piccoli battellini da regata, come si usava allora. C'erano anche i gondolini, vero? C'erano i gondolini da regata, sono questi piccoli gondolini con l'omino sopra, stilizzati, però si capisce abbastanza bene che tipo di imbarcazione fosse. E poi nella parte del canale dell'Orfano ormeggiate tutte le grandi navi da guerra, fregate, poi navi mercantili. Diciamo che tutta la città partecipava, doveva essere un colpo d'occhio, credo, assolutamente eccezionale. Il Bucintoro quindi era il cuore di tutta questa sfilata e attorno si poteva vedere un po' dalle imbarcazioni anche lo stato sociale delle persone. Beh, quello senz'altro, nonostante le norme che prevedevano che tutte le gondole dei privati, dei particolari, come si diceva, dovessero essere nere, chiaramente ognuno cercava di qualche escamotage per manifestare il proprio stato sociale. Solo gli ambasciatori e il patriarca potevano avere delle gondole, come si vede appunto, tutte intagliate, dorate. Erano gli unici che potevano fare eccezione a questa legge sulle pompe. Questo accadeva nel giorno della Sensa, ma in tutti i giorni com'era il bacino di San Marco? Beh, c'era sicuramente meno moto ondoso, però noi possiamo proprio capire com'era guardando questo quadro che è alle nostre spalle e chiaramente chiediamo a Gilberto qualche particolare in più. Beh, intanto le gondole, che sono quelle cinquecentesche, non so se vedete, non hanno il ferro con i denti, ma il ferro è ancora molto semplice, molto piccolo, e poi questa parata immensa di galee e galeazze e galee grosse, naturalmente, perché c'erano le galee sottili e le galee grosse, che sono ormeggiate tutte di poppa, e questo lungo ponte di barche permette agli armati, ai soldati, di essere imbarcati. Questo quadro d'Angelo del Moro rappresenta proprio l'imbarco delle milizie in queste navi da guerra, appunto, in preparazione di un'azione di guerra. Nella parte sinistra del quadro si vede in maniera molto simbolica San Marco e questi tre personaggi, questi tre nobili, che consegnano appunto l'acconto nella paga, e sotto il loro tavolo 3 sacchi di ducati messi lì a bella posta per attirare naturalmente anche i nuovi soldati, i nuovi rematori alle galee. Quindi non c'erano soltanto i galeotti, quelli che stavano nelle prigioni, c'erano proprio delle persone che partivano all'avventura. Sì. Beh, c'erano i buonavoglia, erano chiamati così, i galeotti liberi. La paga era misera, ma non è che in città si stesse molto meglio. Potevano fare di piccoli commerci, avevano sotto il loro banco una cassa, una piccola cassa, assieme al barile dell'acqua naturalmente, e potevano nei porti fare dei piccoli commerci, dei piccoli traffici, e con questo, diciamo, arrotondare lo stipendio. I veneziani quindi non si smentiscono mai, sempre mercanti, vero Gilberto? Non era una cosa di cui vergognarsi. Io credo che la ricchezza di Venezia, la bellezza e la pragmaticità, soprattutto dei veneziani, era dovuti proprio al fatto di essere dei mercanti, non è una cosa negativa. E a bordo delle galee c'erano i giovani nobili, appunto figli dell'armatore, figli delle famiglie più importanti, che stavano a bordo e facevano pratica. Quando questo non è più avvenuto, a mio parere, è cominciato il periodo di decadenza, quando cioè le famiglie importanti non si sono più occupate materialmente dei fondaci, dei commerci e dei punti di vendita che avevano nel vicino ed estremo oriente. Quando è avvenuto questo, nel Settecento? Beh, nel Settecento siamo già in pieno periodo di decadenza. Questo quadro cinquecentesco ci mostra ancora una Venezia veramente vitale, proprio piena di vita, di cittadini, di traffici, e quello che io sogno sempre che possa ritornare a essere Venezia. Una Venezia che ci piacerebbe tutti rivedere, soprattutto con meno moto ondoso. Ma adesso, Gilberto, lasciamo i nostri amici ad un altro servizio. A voi.